Dottoressa Segatti, quali sono gli elementi principali di questo progetto? Allora, questo progetto, che ricordo essere un progetto Interreg Italia-Croazia, lavora su, direi, tre sono le parole chiave. Lavora sulla mobilità della conoscenza, lavora sull'alternanza scuola-lavoro e quindi lavora diciamo, sui giovani. L'obiettivo è quello di supportare la creazione delle regioni della conoscenza. Quindi lavorando su scambi tra le scuole, scambi tra gli studenti dei vari paesi? Sì, il target appunto sono i giovani delle scuole secondarie di secondo grado che avranno la possibilità diciamo, di trascorrere un periodo appunto in Croazia o viceversa nelle regioni che partner del progetto, quindi un'esperienza che verrà integrata con dei percorsi di alternanza scuola-lavoro. Un progetto mirato in particolare sugli istituti nautici. Sì, infatti il tema, diciamo, chiave è proprio il tema dell'economia del mare, per cui verranno selezionate delle scuole che lavorano nel settore turistico e, diciamo, nautico, insomma.